Il Veneto è la prima regione d'Italia che, a partire da domani, inaugurerà la tariffa dinamica sui treni regionali nella tratta Vicenza-Schio. Dalle ore 9.01 alle 16.59 e tra le 20.01 e le 5.59 si potrà viaggiare su questa tratta spendendo la metà. Hanno dunque buoni motivi per essere soddisfatti l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti e Maria Giacona, direttrice della divisione regionale di Trenitalia. Si tratta sostanzialmente di una tariffa economica nelle fasce di morbida, questo per stimolare la domanda e quindi l'uso maggiore del treno. La tratta vicentina era quella ideale per avviare la sperimentazione. I comuni di questa tratta sono sempre stati molto sensibili perché poi sostanzialmente abbiamo visto che l'infrastruttura stradale è abbastanza satura, per cui volevamo promuovere il treno pure in per questo caso. Da ultimo la direttrice liquida così in poche battute la polemica per le caramelle regalate alle donne da Trenitalia. Il gruppo FS è sempre stato molto attento al mondo femminile, promuoviamo addirittura dei progetti nelle scuole e con gli enti di formazione per fare in modo che le donne possano amare il mondo prettamente tecnico delle ferrovie. Dal canto suo, l'assessore regionale De Berti lancia lo sguardo sugli importanti investimenti in arrivo. 78 nuovi treni entro il 2023, i primi 2 in funzione già alla fine di quest'anno, ed un consistente ammodernamento di tutta la rete infrastrutturale. Per quanto riguarda Trenitalia Regione Veneto, abbiamo sottoscritto l'11 febbraio del 2018 il nuovo contratto con Trenitalia che scadrà nel 2032, che prevede sostanzialmente il rinnovo completo del materiale rotabile della Regione. Dal 2020 al 2023 arriveranno 78 treni nuovi, ci sarà una rivoluzione anche per quanto riguarda il comfort del viaggio dei pendolari all'interno della Regione Veneto. Invece sul fronte infrastruttura con RFI abbiamo chiesto non solo l'elettrificazione dell'anello basso del Bellunese, ma anche l'elettrificazione della Vicenza Schio e l'elettrificazione di un pezzo della Rovigo Verona da Cerea ad Isola della Scale.